Ecco, siamo a San Michele al Tagliamento, siamo col sindaco Giorgio Vizzon che ringrazio per la disponibilità. Cosa ci può dire del suo nuovo insediamento? Come ha trovato il comune dopo la sua assenza? Dopo il commissariamento, per essere più precisi. Recuperare 5 mesi, bisogna recuperare 5 mesi persi. Io ho visto il vice sindaco per TPN su un'intervista in cui metteva in evidenza la carenza economica, il bilancio che non permette di aiutare il cittadino. In questo momento come sono le casse del comune? Il vice sindaco ha centrato l'obiettivo, minori entrate e maggiori spese. Minori entrate allo Stato di circa 2 milioni di euro, 1.900.000 lo sbilancio tra il previsionale 2009 e il previsionale 2010. Di conseguenza sul fronte spese, che peraltro sono aumentate, spese legali e quant'altro, stiamo operando dei tagli considerevoli e importanti sui vari capitoli, ad esclusione di un capitolo che al contrario lo stiamo integrando di molto, che è il capitolo relativo ai servizi sociali, all'assistenza. Quindi tagliare dove si può tagliare, implementare invece e incrementare il capitolo dei servizi sociali in un momento di difficoltà in cui le famiglie faticano ad arrivare a fine mese, in cui c'è bisogno di un intervento contributivo a favore appunto delle fasce più deboli, a favore degli indigenti. Taglieremo quasi tutto, ma non i servizi sociali. Questo mi fa sì che ponga la seconda domanda sul patto di stabilità. È rispettato. Il patto di stabilità non c'entra niente con le entrate e con le uscite, è un meccanismo solo di tipo tecnico. Per chiudere il discorso sul commissariamento, io ho visto una sua intervista in cui lei affermava che non aveva avuto contatti con il commissario. Lo posso confermare, cioè l'unico contatto è stato il giorno della notifica della sospensione, in cui il commissario ha sentito il sindaco e i capigruppi, e poi finché non c'è stato il reinsediamento non ci sono stati contatti ufficiali, nel senso in cui si prende il sindaco, l'ex sindaco, e gli si chiede pareri su provvedimenti amministrativi. Ci siamo sentiti perché il dottor Manno è una persona che stimo, ci siamo sentiti per altre questioni, ma non sui provvedimenti amministrativi e politici. Sì, questo mi aveva lasciato un po' perplesso perché a Portogallo il commissario ha sempre raccontato ogni commissario ha il suo modo di operare. Comunque è legale, legittimo e regolare. Sì. Andando invece su un altro tema che ha fatto banco per parecchio tempo, in cui l'ha visto protagonista, che le nomine sul lato. Adesso San Michele è stato inserito, mi sembra. Assolutamente. No, com'è la situazione allora? La situazione è che l'atto, il comune di San Michele Tagliamento non fa parte dell'atto, non so se ci sarà le dimissioni da parte di qualche sindaco, ma che ci siano o che non ci siano queste dimissioni, io non entrerò nell'atto, perché non mi è stato nemmeno proposto, e comunque noi stiamo seguendo la nostra strada, che è quella di impugnare il verbale di insediamento del CDA e di proseguire nel nostro ricorso amministrativo al TAR. Poi al di là si entra o non si entra con un altro discorso. Noi abbiamo impugnato il verbale anche perché riteniamo che il parere da parte della Regione Veneto sui patti parasociali deve essere presentato, cosa che ha fatto il Friuli, il Veneto non l'ha fatto. Lo stato è questo, c'è un ricorso in piedi. Questo che sta dicendo mi lascia un po' spiazzato, perché io come cittadino mi sembrava aver capito che con le dimissioni della Savian era per far posto a San Michele. Non so l'intendimento dell'Assemblea, se l'intendimento dell'Assemblea sarà questo, valuteremo, perché ripeto, alcune questioni che si sentono in questi giorni non mi vedono d'accordo, cioè se si era detto che i consiglieri di amministrazione, essendo tutti sindaci, non devono percepire lo stipendio. Io sento di gettoni di presenza da 600 euro, io non entrerò mai in un organismo che pesa nelle casse del cittadino più di quanto debba pesare. I sindaci sono già retribuiti, hanno già l'indennità di funzione, hanno già
riconosciute le spese di viaggio e non vedo perché quando sono già retribuiti devono percepire un ulteriore stipendio. È assurdo. Questi sono soldi che carichiamo nel cittadino. Se le condizioni e i criteri per entrare nel CDA sono questi, allora io non ci entro. L'ultima domanda, sulla conferenza dei sindaci che ha un ruolo e dovrebbe avere un ruolo anche su questo, qual è il suo parere su come viene condotto o svolta o cosa ha prodotto la conferenza dei sindaci? Ma per esprimere un parere mi riservo di frequentarla per un po', perché ripeto, sono stato sospeso, contestualmente alla sospensione c'è stato il cambio di direzione, il cambio di presidenza, quindi non ho elementi tali, oggettivi e soggettivi per poter dare un giudizio, perché dopo il reintegro probabilmente ho partecipato ad un'unica riunione, quindi mi riservo un po' di tempo per valutare. Insomma, l'aspetta un periodo lungo, duro e difficile, però la vedo carico, insomma. Io ho ricevuto un mandato dagli elettori ed è giusto che questo mandato sia portato a termine, poi giudicheranno se bene o male. Certo è che adesso bisogna andare e correre. Come ha detto il vice sindaco, rimboccarsi le maniche. Sì, infatti mi vedete. Bene, io la ringrazio, lei è stato molto gentile.